Antonio Alaia, Rete Studenti Medi Padova. Domani mobilitazione nazionale, quali i temi e quali le motivazioni? Domani scenderemo in piazza in tutte quante le città d'Italia sotto lo slogan La grande bellezza per far capire al governo che gli studenti devono ritornare al centro del dibattito pubblico. Noi dobbiamo tornare al centro del nostro paese. Tra i temi che portiamo in piazza ci sono una proposta di scuola alternativa da portare alle consultazioni di questo governo, del governo Renzi, e che vogliamo sia ascoltata. Portiamo la richiesta di una legge quadro nazionale per il diritto allo studio che vada a eliminare quelle che sono le leggi locali che hanno troppe disparità. Chiediamo il rifinanziamento di settori a Padova come i trasporti, come la cultura, che sono stati brutalmente tagliati per la questione del degrado. Chiediamo un approfondimento per quanto riguarda i settori della didattica, per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, e in particolare chiediamo che venga accettata la nostra proposta degli studenti e delle studentesse in stage, in modo che vengano tutelati anche gli studenti che fanno gli stage. La buona scuola convince o no? La buona scuola non convince, la buona scuola è superficiale e usa come metodo di finanziamento i fondi privati. Noi abbiamo proposto un'alternativa che vada a inserire proposte migliori dove ci sono gli elementi cruciali di questo patto. Cosa volete da questa nazione? Noi vogliamo che si parli di studenti e che si parli veramente di scuola pubblica e che non si facciano strani giochetti per trasferire i soldi dei privati nella scuola pubblica. La scuola pubblica si paga con i soldi pubblici.